Sono stati giorni di controlli straordinari nel quartier del Piave con i carabinieri di Vittorio Veneto che hanno battuto il territorio con i colleghi delle squadre di intervento operativo, il SIO del 4 battaglione Mestre, sorvegliati speciali la statale di Alemagna, la stazione di Vittorio Veneto, ma anche il centro di Pieve di Soligo, dove dopo una segnalazione di schiamazzi notturni è scattata una denuncia per spaccio di droga con 8 grammi di cocaina trovati nell'abitazione di un 22enne. Sempre a Pieve di Soligo un 52enne è stato condotto in carcere dopo aver violato gli arresti domiciliari. A Colle Umberto il caso più eclatante, con un uomo di 56 anni denunciato per guida senza patente, documento mai conseguito, nonché recidivo. Controlli che erano stati richiesti anche in un recente incontro in prefettura dei sindaci dell'area, in particolare Vittorio Veneto, dopo un inizio anno difficile. Penso che anche la zona alta del Trevigiano sia una zona che ormai è attenzionata rispetto ai furti, agli episodi di microcriminalità, e quindi per questo ringraziamo anche le forze dell'ordine che hanno accolto questo appello da parte di tutti gli amministratori. Sappiamo anche che il personale a disposizione non è sempre il massimo, nel senso che naturalmente facciamo i conti anche con le forze che mette a disposizione l'Arma, però certo che avere una cosa più strutturata sul territorio aiuterebbe.